Il termine ultimo il 10 agosto, il rischio una tassa di scopo 5 centesimi di accise sulla benzina per trovare fondi. Il governatore del Veneto siede davanti ai 17 sindaci dell'ASL 13 a Mira, accanto a lui i primi cittadini colpiti dal tornado dell'8 luglio e torna a chiedere l'intervento del governo. Per la ricostruzione servono 100 milioni di euro, devono arrivare prima di Ferragosto. Entro il 10 agosto 92 milioni di euro. Chi li deve mettere? Tutto il governo, visto e considerato che ogni anno noi mandiamo a Roma 21 miliardi di tasse. Mercoledì il governatore sarà a Roma, ma il fronte deve essere condiviso. Io mi auguro che ci sia un fronte comune, proprio che ognuno possa attivare tutti quei canali che ha tra amici, parlamentari e altre cose che possano portare a quel provvedimento che noi ci aspettiamo, cioè un rallentamento del patto di stabilità non solo per i comuni colpiti, ma anche per quelli che ci vogliono aiutare. Noi abbiamo già mobilitato i nostri parlamentari, quelli dei 5 Stelle, hanno già presentato un emendamento con la richiesta degli 80 milioni e adesso io do per scontato che tutti insieme, senza divisioni di colori, senza nulla, qua si lavora per i cittadini. Nell'aria, a breve, di provvedimento potrebbe essercene un altro. La preoccupazione massima resta per i privati, famiglie e aziende. Le risorse che oggi sono state premesse sono per l'emergenza, per una risposta delle spese di pubblico. Noi abbiamo necessità di dare delle risposte ai privati, alle famiglie che hanno perso tutto. Basta sparate a zero del governatore. I soldi che la regione poteva dirottare dovevano essere 15 milioni di euro, attaccano i consiglieri regionali del Partito Democratico. Intanto Zaia, che entro Ferragosto dovrebbe essere nominato commissario, spiega ai sindaci le modalità operative di gestione già sperimentate nel 2010 per l'alluvione e prende nota di un'altra necessità. Noi chiediamo che Roma ci possa in questo senso dare una mano e che eventualmente nel patto verticale della regione si possano trovare gli spazi. I comuni sono pronti a intervenire, 100.000 euro Vigonovo, 50.000 euro Scorzè. La questione sarà affrontata in giunta, spiega il governatore, e intanto continua la gara di solidarietà in Veneto, ultimo a entrare in funzione l'SMS solidale.